Amici bellini, eccoci qua. Insomma, c'è stato un pochino di pausa, ma non da parte mia. Se permettete, non è colpa mia. Semplicemente non posso, veramente non posso mettermi a fare un video. La radio ufficiale ha fatto l'intervista a Rachmani, ha detto che siamo molto uniti. Cioè, capite? Capite? Anche l'infortunio di Petagna, non è che tu dici Petagna, i tifosi del Napoli, oh no, anyway, però Manolas, cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici bellini, benvenuto Andrea Romeo e insieme a lui tutti i nuovissimi iscritti, i vecchi iscritti, quelli che si dimenticano di lasciare il like, lasciatelo subito così non vi dimenticate dopo, perché siamo ritornati a fare video e possiamo parlare di campo, possiamo fare delle ipotesi di formazione, visto che poi domani parlerà Spalletti perché andiamo in vigilia, questa è l'antivigilia, bisogna mantenersi leggeri perché poi ci sarà la buffata generale domenica e insomma dobbiamo stare molto attenti. È una di quelle trappole pazzesche, quella del Torino. Il Torino in generale è una trappola perché lo è sempre stata, è una squadra tosta, è una squadra che di solito, sai, il cuore toro che non molla mai. Ci aggiungi Juric che per noi è diventato quasi un incubo. Ecco che il Napoli è chiamato ad una prestazione veramente importante dove non si può prendere pause perché questi ti giocano addosso, perché staranno lì pronti a sfruttare qualsiasi errore, le triangolazioni, i quinti e i ribaltamenti di fronte classici. Alle problematiche che il Napoli potrebbe incontrare ci aggiungiamo una panchina che si sta accorciando, però alle volte poi alcuni ritornano. Per esempio, se ci viene a mancare Petagna, che insomma motore pesante quello di Petagna, quindi magari un po' un fastidiuccio se lo può portare appresso e può recuperare in maniera un pochino più lenta. Idem adesso dobbiamo dire per Manolas, che però non è un problema muscolare, fare sparreppe, insomma si tratti di una botta alla caviglia, non dovrebbe essere niente di gravissimo, però sicuramente non è a disposizione credo per questa partita, non sarebbe nemmeno il caso. Partiamo anche dal presupposto che la titolarità in questo momento Manolas non ce l'ha, però noi possiamo già ipotizzare che il Napoli, la difesa è bella che è fatta, perché dobbiamo continuare ovviamente con Di Lorenzo perché Malquit non è a disposizione. Nei centrali Rachmani e Koulibaly non si tocca. Sta arrivando, aspetta. Stanno andando a prendere Manolas. Vabbè. Quindi Rachmani e Koulibaly non si toccano ovviamente, e a sinistra ovviamentissimo ci dobbiamo mettere Mario Rui, nonostante ci sono video che stanno uscendo su Ghoulam che prova i calci di punizione, i famosissimi calci di punizione di Ghoulam, che in allenamento ha un piede straordinario e ha sempre impressionato compagni e allenatori. E poi dobbiamo dire la verità, quando giocava anche titolare i calci di punizione di Ghoulam molto spesso finivano nell'anello superiore della curva, ma noi non abbiamo problemi. Quindi se Ghoulam è vero che sta recuperando e si sta allenando in gruppo come Demme e come Mertens, tra l'altro straordinario le storie di Mertens, gli amici bellini abbonati che mi tengono sempre aggiornato con tutte le mi tengono a me aggiornato con tutte le cose belline che accadono, le storie che Tris insomma con Starace quando arriva il caffè, cose, sta in panchina, e Mertens che si rivolge in panchina, cioè è Starace che dice sto in panchina, non gioco io così, e però Mertens risponde no, basta panchina. Ed è una cosa diciamo un giochetto che fanno tra di loro, dove Mertens ci comunica anche che è stanco di stare ai box, fermo ai box, e quindi vuole mettere la prima, insomma andare proprio fare una bella sgasata per ritrovarcelo magari anche titolare al più presto, perché poi non è detto che Osimhen, nonostante abbia un motore di quelli belli freschi, no? Di quelli che scattanti con grande ripresa, ecco, ma anche in allungo, devo dire la verità, se lui si mette con la quarta bella non lo prendi più, però Mertens scalpita e quindi potrebbe superare
anche sulla destra, se il caso lo presuppone, ecco, per una maglia di titolare prima o poi abbiamo gli impegni di Coppa, abbiamo un tour de force vero e proprio in questo periodo, e prima che poi si arriverà alla prossima sosta, ecco, il Napoli dovrà veramente tenere tutti pronti sulle spine, quelli che sono a disposizione, signori, perché abbiamo recuperato Demme bene, abbiamo recuperato Mertens bene, si ferma Manolas, si ferma Petagna, si ferma Unas, si ferma Malqui. Dobbiamo valutare, diventa importantissimo adesso, le condizioni di Juan Jesus. Io voglio sperare che insomma il ragazzo stia lucidando la carrozzeria, perché voglio dire ci troviamo che poi nell'impegno di Europa League, con Mario Rui squalificato e Gulam non in lista, ecco, lì sulla sinistra servirà insomma uno che è pronto ad accelerare. Le accelerazioni di Juan Jesus non sono famose, almeno noi non le conosciamo, non le abbiamo viste. Ci parlavano di un giocatore veloce che poteva insomma seguire anche, non lo so, le condizioni non mi sono sembrate eccezionali, ma insomma Spalletti si trova di fronte a una macchina da guidare in maniera serena e stare sempre voglio dire attento a tutte le cose che deve fare, perché se poi sbagli un intervento, sbagli un'accelerazione, sbagli a frenare, se poi freni nella curva poi importante, ti superano, ti mettono la freccia, ti superano e diventa complicata. Quindi le condizioni di Juan Jesus dobbiamo tenere d'occhio, altrimenti toccherà al giovanissimo Zanoli, dovrà essere ovviamente buttato nella mischia, e lì si vedrà quanto un giovane può performare anche di fronte a un impegno che è europeo. Insomma, Zanoli non ha l'esperienza così, però potrebbe anche ritornare utile, perché Mario Rui squalificato, Gulam non c'è, e quindi sulla sinistra bisognerà inventarsi qualcosina. Speriamo insomma che Juan Jesus sia pronto, e magari non dico di vedergli già qualche minuto, ma per non metterlo subito nella mischia, partita dopo partita, ad ogni curva tu devi essere pronto a fare quello che devi fare, la scalata giusta, mantenere la tenuta della strada e non perdere di vista anche quelli che nello specchietto retrovisore stai tenendo d'occhio, perché è importante. Ovviamente a centrocampo pensiamo di poter tranquillamente confermare sia Fabian che Anguissa. Anguissa con la sua nazionale ha lavorato, però non credo che ci saranno problemi. Più dubbi possiamo averli tra i sottopunti, insomma tra quelli là che giocano sulla tre quarti. Tra Zielinski ed Elmas ci sarà sempre il solito ballottaggio. Tra Lozano e Politano molti stanno parlando di un Politano in vantaggio, ma mi sembra anche logico visto che Lozano ha avuto tantissimi impegni in nazionale. Idem Ospina, le nazionali sudamericane di cui tutte le squadre insomma si stanno un pochino lamentando, e ci sono infortuni veramente dappertutto, qualcuno pure che prende coronavirus, ancora non è finita quella storia lì. Vedi Teo Hernandez, vedi Reza, mi pare si dice Reca, quello dello Spezia. Insomma, dobbiamo tenere gli occhi aperti, quindi probabilmente più Politano che Lozano, più Meret che Ospina, si dice in questo momento, altrimenti si crea il famoso caso Meret, e non è il caso di creare il caso, perché altrimenti andiamo nelle chiavette che Insigne tiene in mano, le chiavette della squadra, perché sicuramente tornerà protagonista in questa partita dopo le ultime sostituzioni. Ne abbiamo parlato ampiamente, di tutti i rumors di mercato di cui si parla per il contratto, e il Newcastle e adesso è uscito pure il Tottenham, il Newcastle addirittura mi diceva Fabio Versatile, e se lo vogliono prendere gli offrono 59 milioni all'anno, vado per esagerare, e poi se non si trovasse bene può tornare in prestito al Napoli. Ma la vogliamo finire? Di crearle proprio fantasiose, perché proprio per giustificare una cosa, si sa, lo sappiamo, e non è una cosa che noi glielo contestiamo. Insigne con l'inglese, ce l'ha detto lui nelle ultime interviste, non è che posso comunicare con Osimhen tanto bene, e quindi andare proprio in Premier, dove lì in inglese parlano, e non è che ti stanno facendo un favore a parlare in inglese, quella è la lingua nazionale, di conseguenza mi sembra un po' particolare come scelta anche così. Poi ovviamente se
se si vuole togliere lo sfizio di guadagnare tantissimi soldi, una volta era la Cina, l'esperienza così potrebbe anche essere, tu dici non parli cinese, ma però sicuramente Hamsik parlava un po' altre lingue, non ha importanza, è un altro calcio in questo momento e sono altre situazioni, non parliamo di giocatori che sono a fine carriera. Insigne può firmare l'ultimo contratto importante della sua vita se la vuole giocare in una squadra americana, perché si è comprato le case qua dietro a New York, è un conto. Se invece vuole continuare a contare nei campionati insomma più importanti è diverso, allora deve decidere lui. Secondo me, se il Napoli le offerte le sta facendo, e non penso che siano proprio a ribasso per un giocatore che comunque ha superato i 30 anni, che comunque è importantissimo per la squadra, insomma Insigne deve fare un paio di ragionamenti. E ripeto, e lo ripeto spesso, non lo sento dire in giro, il ragionamento non è solo di Insigne ma è anche della famiglia. Insigne lo sappiamo che è molto attaccato alla famiglia, ai figli, alla moglie, quindi non potrà decidere da solo, e non ce lo vedo stare 3-4 anni lontano a fare le storie, a stare su FaceTime, non va bene nemmeno per la sua tranquillità personale. In avanti ovviamente Osimhen tranquillamente, però con Mertens che secondo me, secondo voi, no, ma poi ve lo chiedo così tranquillamente, non è plausibile anche che si possa anche cominciare con un Mertens subito dietro la punta? Perché questa non è una cosa che abbiamo visto, l'abbiamo visto poche volte perché non li abbiamo avuti a disposizione insieme contemporaneamente, però secondo me può essere un'opzione per mettere in difficoltà seriamente la difesa a 3 di Juric. Ci saranno delle sfide bellissime, Singo sulla destra che deve controllare Insigne, e allora lì si potrà riproporre un Mario Rui molto più avanzato con Insigne che scala, e quindi Mario Rui tiene impegnato Singo molto basso e Insigne può costruire senza l'attacco di questo quinto. Dall'altra parte a sinistra pare abbiano recuperato Rodriguez, e quindi ci sarà un macello di alternanza sulla fascia tra Ansaldi, Rodriguez, vediamo se gioca Aina, insomma tanta intensità a centrocampo e attacco feroce alla palla. Signori miei, noi per fare ulteriori ipotesi aspettiamo domani le parole di Spalletti, che noi commenteremo tosto, senza indugio, e vi invito a seguire tutte le cose belline. Siamo sul pezzo, dopodiché adesso che torna il campo il canale si riattiva tranquillamente, mettiamo la chiave nell'iniezione, scaldiamo i motori e quindi partiamo proprio con una bella accelerata, sgasiamo, facciamo il fumo dietro, e quelli che poi ci inseguono devono mangiare la polvere. Se poi il Napoli frena un pochino, nel frattempo abbiamo messo un po' di fieno in cascina, la cascina, andiamo con calma, senza grandi patè d'animo, e voi fate le cose belline. Da New York, Valerio Fluido è tutto, non c'era bisogno di parlare di nient'altro, le metafore le avete sentite, chi le capisce, sì, no, non fa niente. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Prendi più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.